Presidente, lei ha definito questo piano una sfida, lo ritiene sufficiente per vincerla? Beh, direi che dopo 16 anni abbiamo avuto il coraggio di portare questo piano, che significa riprogrammare la sanità, non chiudendo gli ospedali come dice qualcuno, ma portando efficienza, diminuendo le liste d'attesa e soprattutto investendo in tecnologie, perché i veneti dovranno essere curati ancora meglio e ovviamente dobbiamo mantenere anche il nostro primato, che è quello di essere una tra le prime sanità al mondo. È un piano che pone al centro soprattutto il cittadino. Al centro il cittadino, io l'ho definito il popolo, visto e considerato che di fronte alla malattia tutti i cittadini, questa è la nostra filosofia, devono essere trattati alla stessa maniera. Non ci deve essere chi sorpassa la coda a destra e a sinistra e chi resta in coda, tutti devono fare la coda. Il piano approvato, può farne un bilancio? Ma direi estrema soddisfazione, dopo 16 anni è stato approvato il vestito nuovo della sanità veneta, era una necessità oltre che un'aspettativa che sul territorio si sentiva, una riorganizzazione che evidentemente non significa chiusura o tagli di servizi, ma significa che sostanzialmente sfruttando in maniera nuova, ristrutturando il sistema, le risorse che abbiamo a disposizione che di anno in anno invece di incrementare diminuiscono, noi vogliamo mantenere quelli che sono i servizi sul territorio per i veneti. Servizi che devono essere migliorati evidentemente attraverso nuovi investimenti. A breve preparerà appunto la Giunta una legge per gli investimenti in sanità che saranno finalizzati proprio all'innovazione, quindi nuove apparecchiature, nuovi sistemi di cura che renderanno più efficace e più efficiente la sanità, migliorando quelli che sono i tempi di guarigione e quindi risparmiando su queste situazioni. Quindi il miglioramento, gli investimenti serviranno a dare cure migliori e in breve tempo.